Buonasera dal TG3. Continuare il numero delle persone ricoverate a causa del coronavirus, diminuiscono anche i malati che sono in terapia intensiva, aumenta invece il numero dei morti. E allora cominciamo anche questa sera con la fotografia della Protezione Civile. Andiamo subito da Jacopo Cecconi. Jacopo, buonasera. Sì, buonasera. Purtroppo aumentano per il secondo giorno consecutivo i morti, tornano a risalire, sono 382 oggi, ieri erano 333 e anche i casi tendono a non scendere, sono sempre intorno ai 2091 oggi le nuove diagnosi, anche se in presenza di moltissimi tamponi, 57.000. Continua ad alleggerirsi il peso sul sistema sanitario, ci sono oltre 2.000 guariti, i malati sono meno 608, meno ricoverati, persone ancora escono dalle terapie intensive, meno 93, in totale sono ricoverati 1860 pazienti in terapia intensiva. E proprio delle terapie intensive aveva parlato il Comitato Tecnico Scientifico in un report che è stato reso noto oggi, che prevedeva che se non si fosse preso misure, cioè se si fosse aperto tutto senza contromisure, entro la fine dell'anno addirittura 430.000 italiani avrebbero avuto bisogno delle terapie intensive. Ricordiamo che in Italia sono adesso disponibili 10.000 terapie intensive, per questo massima cautela, e addirittura il vice ministro della salute Sileri poco fa ha detto: se non saremo pronti dovremo rinviare anche le aperture già annunciate. Ma proprio